Stiamo facendo da alcune settimane delle prediche che riguardano gli attributi di Dio. La settimana scorsa abbiamo predicato su un Dio di speranza, no? E come sicuramente avrete capito, una parola che è uscita tante volte nei nostri canti, Santo, Santo, Santo. Questa settimana parleremo di un Dio di santità. Se c'è una cosa che è totalmente aliena all'essere umano è la santità. Noi non abbiamo neanche una minima idea di che cosa sia santità. La santità è una caratteristica che è propria ed esclusivamente di Dio. E tante volte, non so se è capitato anche a te, io vado nella presenza di Dio e mi sento così sporco, no? Comincio a parlare con Dio e sento proprio il peso di quello che io sono, di quello che ho combinato, no? Perché è interessante che noi abbiamo un'idea di peccato molto, molto strana. Noi pensiamo che il peccato sia fare qualcosa di sbagliato. Questa è un'idea totalmente diversa dall'idea di Dio del peccato, no? Noi non siamo peccatori perché pecchiamo, ma pecchiamo perché siamo peccatori. Noi abbiamo una natura dentro di noi che si chiama peccato, e se vi ricordate quando Giovanni Battista è arrivato a Gesù davanti al Giordano mentre lui battezzava, Giovanni Battista ha guardato Gesù e ha detto: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Il peccato, non i peccati, perché noi abbiamo una natura, una radice dentro di noi che produce peccati. E tante volte noi ci accontentiamo, no? Di coprire la nostra natura con diverse attitudini religiose, no? Stamattina leggeremo la storia di un uomo che era un religioso per eccellenza, che pensava di essere credente, ma quando ha incontrato Dio e quando ha visto chiaramente che cos'era la sua santità, lui ha detto: Signore, sono perduto, sono perso, sono morto, perché ti ho visto faccia a faccia, no? E quindi io ti invito stamattina ad aprire la tua Bibbia in Isaia, il capitolo 6, e noi leggeremo i primi 8 versetti di questo testo biblico. Isaia, capitolo 6, i primi 8 versetti. Dice così la parola di Dio. Nell'anno della morte del re Uzia, vidi il Signore seduto su un trono alto, molto elevato, e i lembi del suo mantello riempivano il tempio. Sopra di lui stavano dei serafini, ognuno dei quali aveva 6 ali, con 2 si copriva la faccia, con 2 si copriva i piedi e con 2 volava. L'uno gridava all'altro e diceva: Santo, Santo, Santo è il Signore degli eserciti. Tutta la terra è piena della sua gloria. Le porte furono scosse fin dalle loro fondamenta, dalla voce di loro che gridavano, e la casa fu piena del fumo. Allora io dissi: guai a me, sono perduto, perché io sono un uomo dalle labbra impure e abito in mezzo a un popolo dalle labbra impure. I miei occhi hanno visto il Re, il Signore degli eserciti. Ma uno dei serafini volò verso di me tenendo in mano un carbone ardente, tolto con le molle dall'altare. Mi toccò con esso la bocca e disse: ecco, questo ti ha toccato le labbra, la tua iniquità è tolta, il tuo peccato è espiato. Poi udì la voce del Signore che diceva: chi manderò? E risposi: eccomi, manda me. Che testo forte, che testo forte. Preghiamo che il Signore possa parlarci, possa darci un insegnamento pratico per le nostre vite.
Signore, Isaia era un uomo di Dio, un profeta, che ha scritto il libro più lungo del Vecchio Testamento. E quando ti ha visto ha detto: sono perduto. Signore, questo è stato l'inizio del suo grande, lungo e proficuo ministero. Che questa mattina, Signore, il tuo popolo qua a Treviso possa vedere la tua santità, Signore, per cominciare un ciclo di cammino, Signore, insieme a te, che sia lungo, proficuo e fruttuoso, Signore. Nel nome di Cristo Gesù. Amen. Isaia era un ragazzo, probabilmente qua aveva circa 20 anni, quando questo registro, che è il libro di Isaia, è stato cominciato a essere scritto, no? La cosa interessante è che se noi leggiamo i primi 5 capitoli del libro di Isaia, lui faceva tutte le sue attività normali di uomo di Dio, no? Lui ha ricevuto delle visioni, lui ha profetizzato, lui andava al tempio, lui adorava, lui insegnava la parola di Dio, lui pregava e faceva tutte le attività normali che un profeta faceva, no? La cosa interessante è che lui parlava di Dio come se conoscesse personalmente Dio. Ma la cosa interessante è che io estraggo subito da questo testo, perché lui non ha conosciuto Dio nel primo capitolo del libro di Isaia, ma nel capitolo numero 6. E mi chiedo sempre quanto tempo sarà passato tra il primo capitolo e il capitolo numero 6. Perché dal capitolo 1 lui ha fatto tutte queste opere religiose, ma quando arriva il capitolo 6, un giorno qualsiasi, un giorno come tanti altri, un giorno normale secondo il suo modo di pensare, lui entra nel Tempio e succede una cosa incredibile. Lui vede Dio faccia a faccia e l'espressione che lui ha usato è: Signore, io sono perduto. Per la prima volta quello che lui aveva sentito dire diventa qualcosa che lui ha conosciuto di persona. E io, fratelli, estraggo un altro principio qui. Tante volte noi entriamo in questo Tempio, che diventa il Tempio di Dio nel momento in cui noi entriamo, perché Chiesa è persone che si ritrovano insieme per adorare il Signore. Non è un edificio, ovviamente. La parola di Dio è molto chiara con questo. Ma quando noi entriamo qua, noi ci sediamo tante volte come se avessimo sentito parlare di Dio, ma benedetto quel giorno in cui noi vedremo faccia a faccia il Signore e diremo: io sono perduto, io non sono per niente santo, io sono destinato all'inferno, ho bisogno della salvezza. Ed è questo il messaggio che noi vogliamo lasciare stamattina. Però questo Dio qua è un po' strano, questo Dio è un po' strano, no? Perché abbiamo letto prima, no? Anche questo testo: siate santi perché io sono santo. Ok, Signore, ma spiegami il modo, perché io sono un essere umano e tutte le volte che io vengo davanti a te, ti guardo in faccia, tutto quello che io sento è che io sono tutt'altro che santo. Perché, fratelli miei, c'è una cosa interessante che noi facciamo. Sai che se anche io eliminassi tutti i peccati che io faccio, c'è quello che io non faccio che mi dà problemi. Perché peccare non è solo fare cose sbagliate, ma non fare cose giuste. Vi ricordate quel testo biblico che dice dell'Apostolo Paolo: chi sa fare il bene e non lo fa, cosa fa? Commette? Siamo sempre fregati, Siamo sempre fregati. E questo uomo quel giorno è entrato nel Tempio di Dio e la prima cosa che ha visto è stato, dice la parola di Dio, un trono alto, altissimo, molto elevato, e i lembi del mantello di Dio che riempivano tutto il Tempio. Per la prima volta questo uomo non ha visto una serie di persone sedute sulle seggiole, non ha visto delle persone che pregavano, non ha visto l'altare dei sacrifici, non ha visto nient'altro se non il Signore, ma non l'ha visto in un modo qualsiasi, l'ha visto su un trono altissimo, su un trono molto elevato, ha visto questi cherubini che volavano intorno a lui, che coprivano la faccia. Sapete perché i cherubini coprivano la faccia?
Perché sapete che nel Vecchio Testamento nessuno poteva guardare il Signore faccia a faccia, perché Lui era santo, santo, santo. E se vi ricordate c'è un testo nel Vecchio Testamento quando Mosè chiede, Signore, fammi vedere il tuo volto, e Lui risponde, tu non puoi vedere il mio volto e sopravvivere. Io non posso farmi vedere da te perché io sono talmente santo che se mi avvicino a te ti brucio. E quindi questo cherubino copriva la faccia di Dio, proprio perché Isaia non poteva vederlo direttamente. Ma Isaia ha visto questo grande trono altissimo, elevato, e i lembi del tempio che riempivano, i lembi del mantello del Signore che riempivano il tempio. Sapete cosa significa questo? Che per la prima volta Isaia ha capito chi doveva essere sul trono della propria vita, chi doveva sedere sul trono del proprio cuore. Cari miei, ci sono due tipi di cristiani. Ci sono i cristiani carnali e ci sono i cristiani spirituali. Questo è molto chiaro nella parola di Dio. Dice Paolo alla lettera dei Corinzi, io non ho potuto parlarvi come a spirituali perché siete bambini in Cristo. Io vorrei parlarvi come a spirituali, vorrei darvi della carne, vorrei darmi del ciccio, come si dice in dialetto mantovano, non so come si dice qua a Treviso, del ciccio da masticare, una bella bistecca, ma vi devo nutrire di latte perché ancora non avete capito dov'è il trono che mi spetta. Cari miei, il Signore vuole abitare nel trono del tuo cuore. Lui vuole prendere decisioni al posto tuo. Lui vuole essere su un trono elevato, altissimo, e Lui vuole che il suo mantello riempia il tempio del tuo cuore. Sapete cos'era il mantello nell'antichità? Mantello uguale potere. Allora il Signore ci sta facendo una domanda come Lui ha fatto a Isaia, in diretta, no? Perché semplicemente il Signore si è mostrato. Ci vuole fare una domanda. Chi regna nel cuore della tua anima? Sono io seduto su questo trono altissimo? E questo è il posto che mi spetta. Tutte le volte che noi facciamo i culti diciamo, Signore, vogliamo che tu sia l'ospite d'onore. Tu sei il Re, tu sei il Signore. Non è un appuntamento con dei fratelli qua solo. Questa è la seconda battuta, ma il primo sei tu. E questo uomo ha visto il Signore su questo trono altissimo, con il mantello che riempiva il tempio, e sopra di lui stavano dei serafini, ognuno dei quali aveva 6 ali, con 2 si copriva la faccia, con 2 si copriva i piedi e con 2 volava. L'uno gridava all'altro, Santo, Santo, Santo è il Signore degli eserciti, tutta la terra è piena della sua gloria. E le porte furono scosse fin dalle loro fondamenta, dalla voce di loro che gridavano, e la casa fu piena di fumo. Allora che cos'è santità, fratelli miei? Santità è vedere chiaramente la santità di Dio e il mondo spirituale che ruota attorno a noi. Isaia ha visto questo. Pastore, ma devo avere le visioni come ha visto Isaia? Non c'è bisogno. L'importante è che quando tu cominci a cercare la faccia del Signore, tu senti che attorno a te si muove un mondo spirituale. Ieri sera siamo stati qua, eravamo pochi, abbiamo fatto un po' di preghiera per la città di Treviso, no? Sapete che sabato prossimo c'è la marcia di preghiera per Cristo, tu sei invitato caldamente. E noi abbiamo visto alcune immagini di queste persone che sfilavano per la città, erano tantissime, fratelli, siamo rimasti scioccati, no? La marcia gay per Cristo, tra virgolette. Perché tanti di loro mi hanno detto che anche il Signore ci ha regalato, no? questa bella giornata per fare la marcia per noi. E il Signore benedice. Il Signore non benedice questa cosa, ovviamente. Ma sapete una cosa? Abbiamo cominciato a ragionare e io penso che, io credo, ho visto chiaramente, non con i miei occhi ma con il mio cuore, che mentre questa marcia sfilava, fratelli, demoni sopra di loro facevano una festa, accompagnavano questa moltitudine di persone lungo le vie della città gridando, la città è nostra. Questo è il mondo spirituale che noi dobbiamo vedere attorno a noi. E quando Isaia ha cominciato a vedere questo mondo spirituale ha preso spavento, si è sconvolto, ha detto, Signore, io sono perduto. Attorno a me ci sono di quelle cose che io non ho mai visto in vita mia. Ti sei mai reso conto? Adesso ti faccio una domanda. Ma chiaramente, e proprio con una consapevolezza profonda di essere destinato all'inferno.
Signore, io merito veramente di andare là in quel posto lontano da te per l'eternità. Ti sei mai reso conto di questo? Sai che perché te lo chiedo? Perché questo è l'inizio di una vera conversione. Perché io non posso, fratelli miei, ricevere la salvezza se non capisco e se non vedo chiaramente che io sono talmente distante da Dio che Dio poteva fare l'unica cosa possibile per salvarmi e mandare suo figlio Gesù sulla croce a morire per me al posto mio, perché la mia natura di peccato non può essere tolta e buttata da nessuna parte se qualcun altro non lo fa per me. E c'è una immagine bellissima qua in questo testo biblico. Non so se vi siete resi conto. A un certo punto c'è un cherubino, no? Che quando Isaia dice Signore, sono perduto. C'è un cherubino che va davanti all'altare del Signore, no? In questo braciere dove bruciava questi pezzi di carbone ardente, e dice la parola di Dio che questo cherubino prende con le molle questo pezzo di brace, ok? Appoggia sulle labbra di Isaia e dice: la tua iniquità è stata perdonata. Guarda che roba, sta attento. I cherubini sono gli angeli che lavorano più vicini a Dio in assoluto. Ma neanche un cherubino poteva toccare con le sue mani quel pezzo di brace. L'ha preso con una molla e gli ha appoggiato sulle labbra di Isaia. Sapete perché questo? Perché Dio riserva per noi la santificazione più alta e più profonda dell'universo. Perché quel braciere rappresentava la vita di Gesù che è stata sacrificata ed è bruciata di amore per il Signore. E quella vita è stata presa in parte, messa sulle labbra di Isaia, e il Signore ha detto: tu sei totalmente perdonato. Santità, fratelli, noi non possiamo avere da soli. Santità non possiamo produrla noi stessi. Santità viene direttamente dal trono di Dio. È interessante che quando noi abbiamo il Nuovo Testamento, quando Paolo parla alle chiese, dice ai santi che sono in Corinto. E io poi vado a leggere tutta la lettera dei Corinzi e dico: Signore, ma come fai a chiamare santa questa gente? A Corinto c'erano problemi di prostituzione spirituale, a Corinto c'erano problemi di litigi tra i fratelli, a Corinto c'erano problemi dottrinali, a Corinto c'erano problemi addirittura di adulterio con la suocera. E io dico: gente, ma come fa questa gente qua a essere chiamata santa? E Paolo apre la sua lettera dicendo: ai santi che sono in Corinto. Sapete perché? Perché dal punto di vista di Dio la santificazione da chi viene? È direttamente dal trono di Dio, mettendo questo carbone ardente nel tuo cuore. Sai chi è questo carbone ardente? È Cristo Gesù stesso. E quando noi riceviamo Cristo Gesù nella nostra vita, che è questo carbone ardente che arde dentro di noi, il Signore ci vede esattamente come santi. È come se Dio mettesse un paio di occhiali e dicesse: quel figlio lì, io non vedo i peccati di quel figlio, io vedo che lui è santo. Io vedo che lui è giusto, ma non perché lui è giusto di sé, ma perché io l'ho giustificato, perché io l'ho santificato. E c'è una frase che mi piace un sacco, che ho inventato io, ok? Perché la mia vita rappresenta proprio questo. E io tante volte dico: Signore, tu hai portato a termine il tuo progetto nella mia vita nonostante me. Dio porta a termine il progetto per la tua vita nonostante te. Perché lui non vede che tu sei un peccatore, perché lui vede che tu sei santo, perché lui ha preso questo pezzo di carbone ardente, l'ha messo nella tua vita e ti ha santificato perfettamente. E lui dice a un certo punto nel Nuovo Testamento: siate santi perché io sono santo. Io ti ho dato la statura e la struttura di santo. Comportati come tale. Gente, stanno facendo i campionati europei, no? Di calcio. E c'è una caratteristica interessante. Io spero, no, che questo rispecchi la storia della nostra nazionale italiana. Nell'84 io mi ricordo che la nostra nazionale italiana ha vinto il campionato nel mondo, no? La cosa interessante è che questa gente non era la più forte in assoluto, ma aveva due caratteristiche. La prima era che aveva un grande allenatore, e noi ce l'abbiamo, ok? Noi ce l'abbiamo, che è il Signore.
La seconda è che indossavano una maglia di cui andavano orgogliosi, no? Quando questi azzurri, no? Mi piace molto questo colore perché è il colore del cielo. Questi azzurri si indossavano la maglia e scendevano in campo, loro si sentivano siamo Italia. E sono scesi in campo e sono andati fino alla fine e hanno vinto il campionato del mondo. Gente, se noi vogliamo vincere il campionato mondiale dello spirito, noi dobbiamo vestire la maglia di santi. E non c'è alternativa. Perché il Signore ce l'ha messa addosso, ma noi dobbiamo sentirci partecipi della sua santità. Sai cosa ci dice il Signore nel Nuovo Testamento? Voi siete morti alle cose del mondo. Lasciate stare tutto quello che c'è fuori dal campo perché mi occupo io di quello. Il Signore porta a termine il suo progetto nonostante te. Il Signore porta a termine il suo progetto nella mia vita nonostante me. Ma tu devi adeguarti alla maglia che tu porti. A volte noi ci perdiamo di vista, no? Esistono due pastori Alessandro, uno che si chiama solo Alessandro, uno che è anche pastore e figlio di Dio. E mi ricordo una volta, fratelli, che questo è successo nella mia vita. E lì ho avuto la chiara visione di quello che io ero. E ho detto, Signore, sono perduto. Quando ero ragazzino, mi piaceva fare una cosa. Andare a rubacchiare nei magazzini di abbigliamento. Perché sai che gli adolescenti hanno una scarsità di soldi nella tasca, prima cosa, e di merende abbondanti, perché le mangiano sempre. Quindi entravo nei magazzini, mi provavo una camicia, due, poi stranamente 2 camicie rimanevano sotto. E uscivo, no? Poi mostravo tutto orgoglioso le camicie che avevo ai miei amici, guarda che bella camicia che ho. E già lì il Signore cominciava a lavorare con me. Poi io mi sono convertito 20 anni dopo e il Signore mi ha bussato sulla spalla. Ehi, ti ricordi quando tu andavi a rubacchiare nei magazzini? Allora, domanda, se tu dovessi predicare il Vangelo a quella persona, al capo, al responsabile, al padrone del magazzino, ti sentiresti tranquillo? Allora il Signore mi ha detto, tu tornerai là, tu farai questo percorso, andrai là, confesserai quello che hai fatto e risarcirai quello che hai preso. Wow. 20 anni dopo, fratelli. Ma la signora responsabile era sempre quella. Allora io mi ricordo esattamente che io sono partito, ho preso la mia macchina, ok? E parto, vado verso questo magazzino che distava circa 15 km da casa mia. Nel momento in cui io mi sono messo al volante, ho preso il volante, c'era una vocina di un altro Alessandro, girato dall'altra parte con un altro volante che mi diceva, cosa fai? Stai impazzendo? Guarda che ti mettono dentro. Non tornare là, per carità non fare questa cosa. E l'altro diceva, no, io voglio andare, perché il Signore me l'ha detto, per carità, adesso Signore dammi la forza. Dall'altra parte, tu pagherai le conseguenze di quello che hai fatto. Sì, se tu vai là. E c'era questa lotta, no, tra la santità e la bugia, la menzogna, la carnalità. C'era questa lotta e lì finalmente per la prima volta ho visto i 2 di me, no? Ci sono 2 di te. Ma voi volete sapere la fine della storia, vero? La prossima puntata. Ok, arrivo davanti al magazzino, trovo la porta chiusa, ho detto, grazie, torni dietro, ma mentre io facevo in versione U entrava la signora che apriva con le chiavi, ho detto, Signore, sono fregato. Apre la porta, entro, quasi piangevo, perché potete immaginare, no, cosa si muoveva dentro nel mio cuore. Ho detto, signora, io sono qua per... Sì, stai calmo, cosa sta succedendo? Non piangere, mi raccomando, io sono qua tranquilla. E tu anche? Sì, tranquillissimo. Guardi, è successo così. E questa persona è stata in silenzio per alcuni secondi. Ho detto, o mi spara, o chiami i carabinieri, non so. Sapete cosa mi ha detto? Sai cosa ho sognato stanotte? Che un uomo di Dio veniva da me a parlarmi esattamente di quello che tu mi stai dicendo. Non ha voluto un soldo,
mi è bastata la mia confessione e gente, chi ha preparato tutto questo? Il nostro Dio Santo. Io avevo esattamente coscienza della maglia che portavo, la maglia del Signore, la maglia della santità, e non volevo che niente impedisse il mio collegamento spirituale col Signore. Io non so tu, fratello, come sta la tua santità, ma ti posso consigliare una cosa. Affronta faccia a faccia il Signore. Sentiti pure perduto. Ripara quello che hai combinato. Vai a chiedere perdono dove è necessario. Ricevi il perdono dove è necessario, ma non permettere che niente impedisca il tuo rapporto personale col Signore. Sai una cosa? Adesso ti dico una roba che ti scandalizzerà, no? Il compito del diavolo e il compito dello Spirito Santo in qualche modo è lo stesso, sai perché? È di parlare alla tua anima. Il diavolo vuole dirti non farlo. E lo Spirito Santo ti dice fallo. Lui vuole fare la stessa cosa. E lo Spirito Santo ti vuole portare alla tristezza che porta al ravvedimento, mentre il diavolo ti porta alla tristezza che porta alla morte spirituale. È lo stesso identico ministero, ma il Signore ti vuole dare attraverso la tristezza la libertà, perché dice la parola di Dio che la tristezza di Dio porta al ravvedimento, la tristezza del mondo porta alla morte spirituale. Isaia ha detto, Signore, sono morto, sono perduto, ma mi hai convinto. E quando questo cherubino che veniva direttamente dal trono del Signore ha preso questo brace, ha messo questa brace sulle labbra di Isaia, ha detto, la tua iniquità è perdonata, non devi fare nient'altro che riceverla e accettarla. Gente, il Signore è qua stamattina dicendoti, io ti do la libertà e la santità gratuitamente. Non stare lontano da me. Non stare lontano da me. Perché il Signore ci vuole dare libertà in Cristo. Se ci sono persone qua che hanno un'abitudine peccaminosa, ti posso assicurare che il Signore sta arrivando dal suo trono di grazia con questo carbone ardente e vuole toccare il tuo cuore e dirti sei perdonato, sei libero, sei completamente libero, ma tu devi permettere che io venga verso di te. Forse c'è qualcosa che ti sta disturbando da tanto tempo e questa santità tu non la senti. Il Signore ti sta dicendo sono qua apposta per te, sono qua apposta per liberarti. Santità è fare esattamente quello che il Signore ci chiede di fare. Versetto 8 dice, poi udì la voce del Signore che diceva, chi manderò e chi andrà per noi? Allora risposi, eccomi, manda me. Ah Signore, ma io devo prima maturare la mia dottrina, io devo capire tante cose della parola di Dio, io devo inserirmi di più nella Chiesa, io devo fare tutto un percorso, sai, forse devo fare anche il seminario. E il Signore ci dice, chi manderò? E Isaia, che non aveva mai visto il Signore fino a quel momento lì, lui cosa ha detto? Signore, manda me, perché io adesso sono pronto, perché ho capito nel momento in cui mi hai purificato, mi hai santificato, che io sono pronto per andare. Chi è che ha studiato il capitolo 9 di Atti degli Apostoli la settimana scorsa o l'altra settimana? Paolo si è convertito, pochi giorni dopo cosa ha cominciato a fare? A predicare subito. Il Signore l'aveva chiamato per evangelizzare il mondo. Ah Signore, ma il mondo è grande e io sono così piccolo, è per quello che ti ho chiamato Paolo. Sapete che il nome Paolo vuol dire piccolo. E io sono così piccolo. Ma io ti ho chiamato a fare questo, cammina. Provate a ricordare Mosè davanti al Mar Rosso. Signore, è troppo grande questa prova che tu mi dai. Dietro c'è il faraone, a destra c'è roccia, a sinistra c'è roccia, davanti c'è il mare chiuso. Metti un piede in avanti. Il Signore ti sta dicendo questa mattina, io ti ho santificato, comincia a camminare. Signore, ma c'è il Mar Rosso, ci sono troppe difficoltà, comincia a camminare. E appena Mosè ha messo il piedino nel mare, il mare si è aperto, tutto il popolo è passato dall'altra parte. E quando sono arrivati gli egiziani il mare si è richiuso.
A volte Dio vuol darci queste esperienze forti con Lui. Chi manderò per me? Gente, chi il Signore cercherà e troverà stamattina per andare a fare la sua volontà? Chi? Il Signore ci sta chiedendo, sei tu uno di questi? C'è una carenza di vocazioni pastorali. Forse qua c'è qualche pastore nel futuro che diventerà una benedizione per il popolo italiano. C'è bisogno di missionari, in Italia ci sono pochissimi missionari. Sapete che non c'è un'agenzia missionaria in Italia? Non sapevate questo? Brasile ha, Stati Uniti ha, Cina ha, tanti paesi del mondo hanno, africani perfino. In Italia non ci sono missionari. Sarai tu il prossimo. Chi manderò per me? C'è qualcuno che risponderà? Il Signore viene con questo carbone ardente, lo mette nel tuo cuore e ti dice, chi manderò per noi? Abbiamo bisogno di missionari. Chi predicherà per me? Abbiamo bisogno di predicatori. Chi manderò per me? Abbiamo bisogno di monitori scuole domenicali. Chi manderò per me? Abbiamo bisogno di diaconi. Chi manderò per me? Abbiamo bisogno di responsabili di gruppo di studio. Chi manderò per me? Chi manderò per me? Perché il Signore ti ha santificato, tu non sei troppo carnale per non servire. Alza il tuo sguardo e comincia a vedere le necessità delle persone vicino a te. C'è stato un presidente americano che ha vissuto 4 mandati, è l'unico nella storia degli Stati Uniti. Quando quest'uomo è salito alla Casa Bianca, l'America viveva un momento difficilissimo della sua storia. C'era la Grande Depressione. Questo uomo è riuscito a risollevare le sorti degli Stati Uniti creando per la prima volta nella storia degli Stati Uniti un fondo per gli anziani, un fondo per i disoccupati e le persone meno abbienti. Questo uomo è riuscito a dare all'America in quel tempo uno spirito nazionale di attaccamento alle istituzioni molto forte. E lui ha vissuto e è riuscito a risollevare gli Stati Uniti da una situazione, vi ricordate l'attacco di Pearl Harbor? Praticamente tutta la flotta, gloriosa flotta degli Stati Uniti, quasi tutta è stata affondata dagli aerei giapponesi. Lui è riuscito a gestire questa situazione difficilissima, a risollevare gli Stati Uniti e portarli alla vittoria nella guerra. Allora, questo presidente si chiamava Roosevelt. C'è un problema, che quest'uomo aveva un handicap fisico gravissimo. Lui era malato di poliomielite praticamente da quando aveva 39 anni. E voi vi potete immaginare una persona con handicap grave nella sua vita che gestisce tutto questo. Ma lui è stato eletto dal popolo americano. E sapete una frase famosa che lui ha detto? Durante la crisi dell'attacco di Pearl Harbor ha detto, forse le mie gambe sono così, proprio per gestire questo momento, per far capire agli Stati Uniti che non c'è handicap che possa impedire che io possa lavorare per il mio paese. Non c'è handicap che ti possa impedire di lavorare per il Signore. Noi ci lamentiamo tante volte, fratelli. E il Signore ci dice, io ti ho reso santo. Io ti ho reso santo. Fai cose da santo. Opera per la mia gloria. Chi manderò per noi? Il nostro Dio è un Dio di santità. Il nostro Dio è un Dio di purezza. Non c'è una cosa, un'ombra nella sua personalità. Lui non fa mai le cose per interesse, mai per interessi nascosti. Anche noi facciamo così, vero? Anche noi non facciamo mai le cose per interesse personale, praticamente sempre. Ma il Signore è qua per dirti, io ho preso questo carbone ardente, ho toccato le tue labbra, ho toccato il tuo cuore, tu sei puro. E adesso tu vorrai andare per fare la mia volontà? Ti chiedo di chiudere i tuoi occhi adesso.
Io non so se... Invito già il gruppo di lode, per favore. Io non so se la tua vita si è rispecchiata un po' nella storia di Isaia. Tanti di noi rinunciano. Provate a immaginare Isaia, continua a tenere i tuoi occhi chiusi. Provate a immaginare questo ragazzo che è stato chiamato al ministero, giovane, e ha predicato per 60 anni la parola di Dio, 60 anni di ministero, 60 anni di predicazione, 60 anni di responsabilità, 60 anni vedendo il nemico assiro che avanzava lungo le mura di Gerusalemme, ma grazie alle sue predicazioni, grazie alle sue profezie, grazie alle sue preghiere, gli assiri non sono mai arrivati a Gerusalemme. Solo dopo la sua morte sono arrivati i babilonesi a distruggere la città. Ma lui è funzionato come una mura spirituale attorno alla città. Ed è bello vedere Treviso che ha circondata completamente di mura. Ma sarà che noi credenti, che siamo stati santificati dal sangue di Cristo, facciamo questa mura di protezione attorno alla nostra città, bellissima città, o molliamo o lasciamo andare appena arrivano le difficoltà? La domanda che Dio ha fatto a Isaia è: chi manderò per noi? Chi farà questa opera per noi? Ci sarà pure qualcuno che vuol stare sulla breccia della città? Io ti ho reso santo, figlio mio. Attraverso la mia opera ho dato la vita di mio figlio per te. Ci sarà qualcuno che dirà: manda a me, Signore. Qualsiasi posto tu mi chiami, io voglio andare, perché tu sei il padrone della mia vita. Signore, in questo momento io ti chiedo che tu possa convincere il cuore delle persone che sono qua con me stamattina di andare, Signore, per la tua gloria. Non importa se da un vicino, se nella città, se da una parte, dall'altra, non importa. La nostra vita appartiene a te. Signore, noi non vogliamo più qua in questa chiesa persone che vengono qua a perdere tempo. Questo è il mio desiderio, Signore, come anche il tuo sicuramente. Vogliamo persone, Signore, che siano consacrate a te, che facciano qualcosa per la tua gloria. Signore, tu stai cercando in mezzo al tuo popolo qualcuno che dica sì, sono io. E te lo voglio chiedere anch'io quest'oggi. Tu hai sentito che il Signore ti chiamava a un'opera, a un ministero, a una missione, o forse anche al battesimo. Forse tu non hai ancora preso posizione con la Chiesa di Dio. Allora io ti chiedo, tu senti questo? Alza la tua mano, perché io voglio pregare per te nel nome di Gesù. Dio ti benedica qui, Dio ti benedica là sulla destra, Dio ti benedica là dietro, Dio ti benedica ancora qua. C'è qualcuno che sente che il Signore gli sta parlando, gli sta dicendo: figlio mio, figlia mia, io voglio mandarti per una missione. Tu senti che il Signore ti sta chiamando, alza la tua mano, io voglio pregare per te. Dio ti benedica là dietro. Amen. Alziamoci tutti in piedi.